Pericolo di morte, alta tensione. Ci vorrebbe un bel teschio con due tibie in croce per raccontare l'aria che si respira di questi tempi dalle parti della Lega Nord. Il carroccio all'antivigilia del Consiglio nazionale agli incubi come chi ha una sbornia da smaltire. Sbornia di contese e diatribe in questo caso, visto che a quanto pare c'è del marcio in Padania. Tanto che all'ordine del giorno del vertice leghista compaiono minacciosi provvedimenti disciplinari con riferimento a una faida che infesta il Veneto, uno spettro che si è materializzato a Pontida col blitz di un comando di attivisti capeggiato da Giovanni Furlanetto, che ha esposto uno striscione in cui si chiede un congresso. Se parliamo di un'assemblea dove i militanti possono sfogarsi, dire la propria anche per decidere assieme quella che è la linea del partito, mi trova favorevole. Se per congresso invece intendiamo andare a nominare, a eleggere un nuovo segretario nazionale, onestamente no, perché insomma siamo stati 13 anni senza fare un congresso, adesso si pretende un congresso all'anno. Se qualcuno butta acqua sul fuoco, c'è anche chi versa altra benzina e non è uno qualunque, è il vecchio leader Umberto Bossi che cavalca la tigre e rilancia. In Veneto serve per forza un congresso, non c'è una provincia che stia in piedi da sola. Parole amare come il fiele per Flavio Tosi, il segretario nazionale accusato di aver spaccato col suo pugno di ferro il movimento. Parole dolci come il miele invece per il contestatore di Pontida, Giovanni Furlanetto. Naturalmente io sono d'accordo perché ho anche messo lo striscione con scritto Veneto Congresso subito, per cui è è un'esigenza che ormai sentiamo tutti, no? Insomma, il piatto del giorno nel Consiglio nazionale leghista di sabato è piccante e i provvedimenti disciplinari ventilati rischiano di spaccare ancora di più il partito, tanto che c'è chi, provando il tutto per tutto, si rivolge direttamente alla coscienza di Flavio Tosi. Se Flavio riconsidera quello che lui ha fatto e sa di aver sbagliato, perché dentro di lui sa che questa cosa qui non doveva essere fatta. È la sua coscienza, la coscienza di Flavio Tosi, il grillo parlante di Flavio Tosi. Non lo so se sono la coscienza, però in tutta onestà, se lui riconosce di aver fatto un qualcosa che non doveva essere fatto, possiamo riprenderci, contattarci e riparlarne, insomma. Finisce tutto con un abbraccio, una stretta di mano. Dubito che sarà così. Infine c'è lui, il governatore veneto Luca Zaia, che affoga le polemiche a Vinitali. Le prove muscolari portano il partito all'autodistruzione. Lo dice usando metafore poetiche. Beh, un buon bicchiere aiuta l'ispirazione. I Leopardi dicevano nella quiete dopo la tempesta che dopo la tempesta arriva sempre la quiete. Dice che la gallina torna sulla via.